presentiamo una bozza di accordo tra Siamo Veneto e Indipendenza Veneta, che è l'inizio di un cammino per riunire il fronte indipendentista in Veneto in vista degli appuntamenti elettorali che ci saranno l'anno prossimo e tra 2 anni, perché l'idea di riunire il mondo indipendentista è un antico pallino di tutti i venetisti che oggi riusciamo a realizzare come sogno, come obiettivo, e per far vedere anche che le liti sono soltanto una cosa del passato e da adesso in poi cominceremo una collaborazione fattiva per ottenere grandi risultati in futuro. Secondo noi l'unico modo per far uscire il Veneto, ma io sono convinto tutta l'Italia, dai guai in cui è da quando è nata nel 1861, è ridare alle varie regioni, ai vari territori, la totale autonomia e l'autogestione. L'Italia è andata bene fino a quando è stata divisa in grandi civiltà, quella veneta, quella toscana, quella milanese, perfino quella siciliana e napoletana. Da quando è arrivata l'unità d'Italia, la politica italiana non si è distinta per grande efficienza e qualità. Di conseguenza bisogna tornare a considerare dimensioni molto più piccole. Il Veneto deve necessariamente stare da solo se vuol dare risposte concrete ai propri cittadini. Il Veneto vuole fare da sé, vuole autogovernarsi, autogestirsi con maturità e responsabilità. Questo devono capirlo tutti gli indipendentisti e noi, insieme a Siamo Veneto, stiamo dando il via a un manifesto che darà la possibilità di iniziare un percorso attraverso delle iniziative che partiranno insieme in coralità e in condivisione e termineranno insieme in coralità e condivisione. Verso il 2019 dobbiamo portare a casa i risultati di nuovo alle amministrative del prossimo anno. Questo sarà un trampolino di lancio verso ovviamente un obiettivo che è fondamentale per gli indipendentisti veneti, che è quello delle regionali 2020.